Quarta corsa, una prova per femmine di 3 anni, non vincitrici di 12.000 euro in carriera. Favorita è Carbonia, però seguitissima al gioco Certezza Grimm, che in questo momento ha il totalizzatore, è favorita per quel che può valere comunque il totalizzatore al giorno d'oggi. Sono in 6 al via, 1 Coco GSO, 2 Corallapel, 3 Chantal FB, 4 Certezza Grimm, 5 Carisma, 6 Carbonia. Allineamento completato con Autostart che entra in retta e libera le 3 anni che vanno a lottare subito per il via con Corallapel, Chantal FB, galoppa Coco GSO, in mezzo alla pista c'è Carbonia. Insiste Chantal all'attacco di Coralla con Carbonia in attesa degli eventi in mezzo alla pista. In terza posizione, seconda alla corda, è Certezza Grimm. Replica Corallapel all'attacco di Chantal FB. Ne vengono fuori 200 metri lottati in 14,5. Poi alla fine con spesa Corallapel lascia sfilare Chantal FB. I 400 se ne vanno in 29,1, comunque svelti. E Certezza Grimm anticipa le mosse di Carbonia, sembra volersi scoprire all'esterno, anticipando la leva di Alessandro Gocciadoro che era rimasta al largo. Ultima allo steccato è Carisma. 15,5 per la piegata di sinistra, segno che un pochettino Andrea Farolfi ha ripreso in mano. Insacchia Chantal FB, che guida con un paio di lunghezze nei confronti di Corallapel, poi Certezza Grimm che risale al largo trascinandosi Carbonia e ancora Carisma. 59,5 per la metà gara, svelta da parte della battistrada Chantal FB, che guadagna un paio di lunghezze a tutto il resto del gruppo quando siamo al chilometro, passato in 1,14,2. 3 lunghezze di margine che sembrano anche aumentare ora per Chantal FB. La mossa allora da parte di Carbonia Numero che cerca 5, di aggirare Carisma, Certezza Grimm, la quale fa squalificato. fatica a raggiungere Chantal FB. 15,1 la dritta di là, 1,29,3 1.200. Chantal in vantaggio, Certezza si riavvicina insieme a Carbonia. Si è fermata invece Corallapel e ha sbagliato Carisma a metà dell'ultima curva. Chantal ancora un paio di lunghezze da gestire nei confronti di Certezza Grimm e di Carbonia. La retta d'arrivo con Chantal che viene un po' in su, si infila di dentro Certezza Grimm. Chantal ancora una da gestire nei confronti di Certezza. Chantal FB che vince facile nei confronti di Certezza Grimm. Al terzo posto Carbonia. 1,14,7 ragguaglio cronometrico, 30,5 la chiusa per il successo di Andrea Farolfi e il training di Mauro Baroncini, la scuderia Malù rappresentata in pista da Chantal FB, una figlia di Varennes che completa il percorso di testa in maniera egregia, allungandosi nel finale. Scappato un attimo in su in retta, le ha appoggiato la stanga di fuori Andrea Farolfi e ha vinto ancora in maniera comoda nei confronti di Certezza Grimm e di Carbonia.